Allo stadio Francesco Russo di Via Grande, 24esima giornata del campionato di eccellenza con l'Atletico Catania Via Grande reduce dalla sconfitta sul campo dell'Avola a caccia di punti per restare in scia nella zona playoff. Che ospita il Rosmarino, penultima forza del girone, e anch'essa reduce dal KO interno contro il Mazzarrone in una sfida che oppone obiettivi di alta classifica ed esigenze di risalita nella parte bassa. Grazie all'ausilio delle immagini che ci giungono da Andrea Giuffrida scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo completo bianco con inserti rosso-blu per la formazione padrona di casa, maglia granata con pantaloncini neri invece per quella tirrenica. Prima occasione di marca locale dopo 3 giri di lancette, subito pericolosissimi gli uomini di mister Galfano, percussione sull'auto mancino di De Lima che prende il fondo, cross a rimorchio per Fricano che va a botta sicura trovando un provvidenziale intervento sulla linea di porta. Al 13° corner da destra sul quale svetta Godino in cornata alta di una spanna. Giro di boa della prima frazione di gioco con Taimek che sguscia via ad una marcatura, va in porta trovando i pronti riflessi di Dagana sulla sua strada. Sul ribaltamento di fronte, gran scroppata ancora di un incontenibile De Lima, sfera nel cuore dell'area per Randis che stoppa e si gira, inchioda a terra Bonfiglio. Alza i giri dei propri attacchi la formazione di mister Galfano, Fricano in buca per De Lima che gonfierebbe anche la rete, ma gioco fermo per posizione di offside segnalata dal primo assistente, smentito però dal nostro fermo immagine. Al 41esimo azione perimetrale l'Atletico che prova a isolare De Lima incontenibile sull'out mancino, sgasata il numero 11, cross sul secondo palo dove arriva Anastasio e calcia alto. Sull'ultimo tentativo del Rosmarino tramonta sul parziale ad occhiali la prima frazione di gioco. Passiamo allora con il nostro montaggio a quanto accaduto nella ripresa, gara che stenta a decollare dentro all'ora di gioco di vita in luogo di Anastasio. 5 minuti più tardi Fricano prova ad inventare per il taglio di De Lima che non trova l'appuntamento con la sfera. Al 72esimo azione di sfondamento dei locali che ci provano con Abate prima, indelicato poi e con Gomez Ricciulli, ma resiste il muro eretto dal Rosmarino. Attrazione anteriore ora alla formazione di mister Galfano che getta nella mischia anche Niosi per indelicato, ci mette appena 120 secondi per mettere il suo zampino nel match, sgroppata di Gomez Ricciulli, di Vita scodella dentro per Niosi che va in bicicletta, Eurogol al Russo di Via Grande, una rovesciata del 17 porta in vantaggio l'Atletico Catania che sfoga in questa esultanza tutta la sua rabbia. Pochi minuti più tardi progressione sull'out mancino, palla in aria per Randis che deve calciare un rigore in movimento e manda la sfera sotto l'incrocio dei pali. 2-0 Atletico Catania Via Grande che fa gioco, partita, incontro. Ancora cambia allora per mister Galfano con l'orefice che prende il posto di Gomez Ricciulli ed Armenio quello di De Lima. Standing ovation all'85esimo per Alessandro Randis che lascia campo al compagno di squadra Bruno Gomes. Sull'ultimo cross parabolico di Godino Abate manda sull'esterno in la rete e termina la partita. Atletico Catania Via Grande batte Rosmarino per 2-0. Prima la rovesciata di Gioacchino Niosi e poi la palla all'incrocio dei pali di Alessandro Randis. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.